Ok, buongiorno a tutti. Potete accomodarvi, possiamo iniziare il nostro culto. Ciao. Quanto è prezioso ritornare qua e stare insieme con la Chiesa e offrire un culto al nostro Dio. E questa grandezza, questa opportunità che noi abbiamo è un grande privilegio. E tu che sei a casa questa mattina, che tu possa anche vivere questo culto in modo intenso, di vivere e scoprire questo grande amore del nostro Dio e adorare e lodare questo grande Dio. Questo periodo siamo stati in Brasile e è stato molto interessante, delle chiese che siamo stati presenti a predicare, a condividere. E sono stato in una chiesa che è stata per me una grande ricchezza, una chiesa proprio in campagna. Sai quella chiesa che proprio nel luogo dove tu pensa che non è sperduto quasi, una chiesa piena, tanta gente e un privilegio di adorare il nostro Dio. Ho vissuto una bellissima esperienza, il culto iniziava alle 9 e il pastore mi ha detto: Pastore Caio, noi faremo 2 canzoni e dopo passiamo la parola a te. Ok, comincia alle 9, penso che finisce alle 10. Ok, e il culto finisce alle 11. Così mi hanno dato quasi 2 ore per predicare. E è interessante, tutta la chiesa presente e vedere le persone che adoravano Dio con tutta la loro cuore. E questo è un privilegio per noi, vedere una chiesa che per noi è un luogo sperduto, ma un cuore della gente che ama il Signore. Io sono tornato dal Brasile ricordando questa immagine di vedere quel gruppo di persone che stava adorando Dio. E siamo qua oggi per adorare il nostro Dio. E abbiamo il privilegio di stare in un locale, un luogo, una facilità di arrivare qua. È un privilegio per noi, così noi non possiamo perdere e sprecare questo tempo, questo privilegio che noi abbiamo qua. E oggi noi stiamo celebrando anche il giorno della mamma. Auguri alle mamme. Auguri a tutti voi, che bello. Io vorrei condividere un brano che ci sono 2 parole molto importanti, non solo per le mamme, ma per tutti noi. Seconda Timóteo, capítulo 1, versetto numero 5. E qua è molto interessante. Quando stavo venendo qua, stavo passando davanti a una chiesa e ho visto tanta gente con una certa età. E mancava una gente con una certa età. E quando stavo in Brasile, ho visto che una certa età oggi stanno sparendo, non stanno andando più in chiesa. E quando ti preoccupa, quando i giovani e i ragazzi stanno abbandonando il Signore. Se tu hai dei figli, o quanto è importante condividere ai tuoi figli la fede, perché loro possano amare il Signore. Noi oggi stiamo pensando perché questa nuova generazione non sta più amando il Signore. Non sta oggi servendo il Signore. Hanno fatica di adorare il Signore, di riconoscere il Dio creatore, il Dio che ha creato, ha fatto tutto, compreso la propria vita. E questo brano di Timóteo qua c'è 2 parole molto importanti. Il testo dice così, 2 Timóteo 1,5. Ricordi infatti la fede sincera, che è in te, la quale abitou prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice. E sono convinto abita pure in te. La fede sincera, ossia una fede che comincia a trasmettere agli altri, di generazione in generazione. A nonna Lloyd, alla mamma Eunice e a Timóteo. La nostra sfida è avere questa fede sincera. Perché quando esiste questa fede sincera, si trasmette di generazione in generazione. Quando esiste questa fede sincera, i figli percepiranno e amaranno il Signore. Così le mamme, oggi è il vostro giorno. E la grande sfida oggi è che tu possa avere sempre questa fede sincera. E che i tuoi figli possano scoprire questa fede sincera e vivere e trasmettere agli altri. E nós stiamo qua oggi con una fede sincera, che era in Timóteo e che sicuramente aveva Paolo. E che noi possiamo trasmettere questa fede sincera alle altre generazioni. Se tu hai i tuoi figli oggi qua, prende la mano del tuo figlio e della tua figlia
e cerca di sentire la mano dei tuoi figli e della tua figlia, in modo che loro possano vedere che c'è una mamma, c'è un papà, ma soprattutto di scoprire quanto è bello avere una fede sincera e che questa fede di amare il nostro Signore possa essere trasmessa. Non una conoscenza, ma una fede. Preghiamo. Nostro Padre, siamo qui a adorarti, a lodarti. Siamo qui a offrirti questo culto. Ti ringraziamo, Padre, perché sei tu che prendi cura di noi, ci sostieni. Sei tu, oh Padre, che fortifica la nostra vita. Quando leggiamo questo brano di una fede sincera, sappiamo, Padre, che la sincerità è una chiarezza, una trasparenza. La sincerità significa quello che è. Preghiamo, Padre, per i nostri, per le mamme, una giornata oggi che stiamo ricordando l'importanza di una mamma, l'importanza di una persona che ha gestito una casa, una famiglia e che ha portato una conoscenza di te ai figli. Una fede sincera, Padre, che sono le parole, ma soprattutto, Padre, le azioni, dove i figli percepiscono, Padre, che nonostante una crisi di difficoltà esiste una serenità, perché è una fede in te. Una fede sincera, Padre, dove dimostra che esiste una sicurezza in te, che la fiducia non sono le cose visibili con gli occhi, ma la sicurezza dove sono le cose che i nostri occhi non vedono, ma dove c'è la tua presenza. Una fede sincera che possa abitare in ogni cuore qua presente, oh Padre, a trasmettere a future generazioni per amarti, per amarti, per amarti. Grazie, oh Padre, che possiamo offrirti questo culto. Grazie, oh Padre, che possiamo aprire il nostro cuore a te. Grazie, oh Padre, che abbiamo questa libertà a te. E questo culto, Padre, è la nostra offerta a te. Vogliamo, Padre, camminare in questa mattina in adorazione a te, perché tu sei l'unico, tu sei il nostro Dio. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare, cantare ao nostro Dio e offrire a Lui tutta la nostra lode, adorazione. Amen, Chiesa? Amen. Amém. Aleluia é teu nome, Senhor. E se la lode è la risposta, no? È il ricordo di un ringraziamento di tutto ciò che il Signore ci ha fatto, ci ha donato per tutta la settimana, è stato con noi, e che noi possiamo in questo momento ricordare e ringraziare e celebrare, perché noi siamo qui per questo, per lodare il nome del Signore, no? E nelle lotte il Signore ci ha dato la vittoria, ci dà la vittoria. E la parola del Signore dice che tutto quello che il Signore fa è per il nostro bene, per bene di quelli che amano il Signore. Amen? E per questo noi vogliamo ricordare questo Dio nelle nostre vite, di quello che Lui è, celebrando il suo nome, ringraziando per tutte le cose che Lui fa e che Lui è nella nostra vita. Amen? E allora celebriamo il Signore. Con gioia. Lodino gli angeli, lodi c'è, ogni creatura celesti lassù. Tutto. Tutto lodi Dio.
in ogni tempo io loderò il Signore. Amen. Applauda al Signore, perché la mia anima si rallegra nel Signore. Amen. La nostra gioia è nel Signore. Amen. Amen. Alleluia. Grande è il tuo nome, Signore, ed è per quello che noi stiamo qui questa mattina a lodarti e a ringraziarti, celebrare il tuo nome, perché solo tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. Solo tu conosci il nostro cuore, solo tu ci fa capire, Signore, la tua volontà. Ti chiediamo che possa, Signore, parlare al cuore della tua Chiesa, Signore, questa mattina, finché noi veramente possiamo ricordare di tutto ciò che sei, che possiamo celebrare per tutto ciò che sei, per tutto ciò che sei e fai nella nostra vita. Signore, degno di ogni lode
força pela vida. Noi ti prostriamo a Signore, noi vogliamo dare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo eterno amore per noi, che soltanto tu eterno regni nel cielo. Sei Re. Celebra il tuo Signore. Grande Signore, è il Signore, Egli è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a te, Signore. Signore, noi vogliamo dare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo eterno amore, perché soltanto tu eterno regni nel cielo. Signore, noi vogliamo dare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno regni nel cielo. Perché soltanto tu eterno regni nel cielo. Perché soltanto tu eterno regni nel cielo. Sei Re delle nostre vite. Sei Re della nostra casa. Sei Re dei miei figli. Sei Re del mio lavoro. Sei Re della tua chiesa. Sei Re di ogni ministero. Sei Re, usa Signore le nostre vite. Sei Re. Alleluia il tuo nome, Signore. E in questo giorno, Padre, noi ti ringraziamo per la tua bontà, perché oggi si festeggia un giorno bellissimo, che è il giorno delle mamme. E noi vogliamo ringraziare il tuo nome, Signore, perché noi abbiamo questo dono, e che tu possa benedire anche quelle che non possono, che sono mamma del cuore, Signore, che non hanno mai avuto, ma che sono mamme dentro, Padre. Lodato sia il tuo nome, Signore. Dio ti protegga.
cantiamo insieme. nome, Senhor.
riceve la nostra lode, Padre. Che possa salire, Signore, come un profumo suave al tuo trono questa mattina. Benedice, Signore, il pastore Kai. Benedice, Signore, la parola questa mattina possa riempire i nostri cuori e che noi possiamo uscire di qui trasformati questa mattina. In nome di Gesù. Amen. Amém, chiesa? È bello lodare il nostro Dio, vivere questa esperienza della musica e sentire questo nostro Dio e della priorità in Lui. E hoje vogliamo camminare su un argomento molto interessante che Gesù ci lascia e è fatevi tesoro dove? In cielo. A chi piace fare tesoro in terra? Solo io? Solo io che sono... Ah, ok, ci sono le altre persone qua. Ah, ok. Ai, che grande inganno, no? Leggiamo il testo di Matteo 6, 19 e 24. Matteo 6, 19 e 24. Qual è la prima frase? Che cosa Gesù sta dicendo? Gesù che sta dicendo questo. Non fatevi e Caio comincia a fare tesori sulla terra. E Gesù dicendo, non fatevi tesoro sulla terra. Caio comincia a fare tesoro sulla terra. E Gesù continua a dire, non fatevi tesoro sulla terra. E Caio continua a fare tesoro sulla terra. È così la vita o no? Purtroppo è così. E questo si chiama che cosa? Disobbedienza, essere testardo, non avere fiducia in Gesù, tante altre cose possiamo dire. Ma Gesù è molto chiaro, non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, dove i ladri scassano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lâmpada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te in tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio, Mamona. Preghiamo. Nosso Padre, condividere la tua parola, vivere la tua parola è una grande esperienza. E la tua parola è autorità, è quello che noi vogliamo camminare, oh Padre. La tua parola è quella ricchezza per noi, è quella sorgente di ricchezza per noi. E avere fiducia in questo. Misericordia e grazia nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa significa questo brano qua? Interessante che nella vita noi abbiamo tanto quella idea di risparmiare, fare tesoro, pensare nella pensione e cercare di avere sempre qualcosa per 20, 30, 40 anni e sfruttare di questo dopo quel periodo. Sì o no? Solo io che penso così? E è interessante questo. Sabe che cosa mi colpisce? Mi piaceva tanto vedere quel filme dove un gruppo di persone trovava un tesoro. Ogni tanto su giornali vediamo una famiglia che lascia una ricchezza per gli altri. E ci sono le lire ancora sotto i materassi. Ossia, la gente che trova questo tesoro. Ma sa che cosa che mi colpisce in tutta questa storia? Non è la gente che trova. La gente che ha nascosto, che ha lasciato e sono andati via e non hanno sfruttato quel tesoro. Eu comincio a pensare, vedendo quel filme, hanno trovato un tesoro in quella isola, era pieno di oro, ma eu comincio a pensare, e la gente che ha lasciato quello, ha risparmiato quello, hanno nascosto e non hanno sfruttato quello. Chi è più ignorante in questa storia? Quante persone cominciano a risparmiare per lasciare per la pensione
scusate, io parlerò adesso una cosa e voi dite, pastore, tu non hai dei figli. E comincio a lasciare tesoro per i figli e non possono godere la vita per lasciare un tesoro per i figli, per il mio figlio non soffra nel futuro. E tu cominci a dire, pastore, tu non hai figli, tu non puoi dire questo. Ok, sono stato un figlio. E mio papà mi ha insegnato a lavorare, non avere i soldi della sua ricchezza, della sua eredità. Va bene che la mia famiglia non era di avere tanta ricchezza, non aveva quasi niente. Ma mio papà mi ha insegnato a lavorare. E la ricchezza che io devo dare ai figli non è una eredità. La ricchezza che eu devo ai figli è essere competente per lavorare e essere in grado di lavorare e essere in grado di cominciare a servire e essere in grado di fare questo. O grande sbaglio che fa la nostra generazione oggi è cercare di insegnare ai figli, di dare ai figli qualcosa che non hanno avuto, che i genitori non hanno insegnato. Adesso io farò diverso e lascerà mio figlio bene. Un grande inganno. Tu devi preparare il tuo figlio a giorni difficili. E quando i tuoi figli saranno preparati ai giorni difficili, loro saranno in grado di cominciare a stare bene nel futuro. Se noi cominciamo a dare ai nostri figli tutte le cose che noi pensiamo di avere, noi stiamo preparando delle gente incapaci di sapere gestire un futuro e perderanno tante cose. Quello che abbiamo letto all'inizio, che cosa aveva Loi di Eunice? Che cosa aveva Timoteo? Uma fede, ma sincera. Una fede, ma non era una fede sincera. È questa l'unica eredità che la parola ci insegna che noi dobbiamo lasciare ai nostri figli. Così la scoperta di un tesoro è una dimostrazione che è stato un ignorante prima, che ha nascosto e non hanno sfruttato, non hanno vissuto quella ricchezza. Io devo sapere che io devo dare ai miei figli la capacità di sapere gestire il futuro. Io devo preparare un tesoro per dove? In cielo. Noi stiamo inserendo la nostra vita tanto la ricchezza di questa terra, perché dove è il nostro occhio? È lì che entra un inganno. Perché l'ingano degli occhi ci porta a distruggere la nostra vita. Perciò Gesù ci sta dando un grande consiglio: inserire il tuo tesoro in quello che veramente è sicuro. E non inserire il tuo tesoro in quello che non porterà una sicurezza nel futuro. Noi preferiamo camminare in credere con quello che i nostri occhi vedono. Noi preferiamo essere attratti da quello che i nostri occhi vedono. E nós stiamo cadendo in un grande inganno. E Gesù sapeva di questo molto prima. E perciò stava parlando ai suoi discepoli: attenti di non fare tesoro in questa terra. Attenti. Nós siamo attratti da un inganno. Nós siamo attratti da un futuro che non è sicuro. E quando esiste una crisi economica, noi percepiamo quanto succede questo. Quando noi vediamo una ditta, una famiglia che ha perso tutto, noi cominciamo a percepire che questa è una verità, quello che Jesus está insegnando. Jesus estava ensinando que nós dobbiamo evitare dolore. Jesus estava ensinando que nós dobbiamo evitare engano. Jesus estava ensinando que nós dobbiamo evitare delusione. Jesus estava inserindo na nossa vida uma esperança segura nell'eternità. Ou tu não credi nell'eternità? Ci sono credenti che hanno paura della morte. Ci sono credenti che hanno paura di che cosa possa venire no futuro. Nós dobbiamo avere la nostra speranza dove? Nel Signore. È in cielo. Perciò qui noi possiamo perdere tutto quello che noi stiamo accumulando oggi. Qui noi possiamo perdere tutto il nostro sforzo e tutti i nostri sogni. Qui noi possiamo perdere tutta la nostra speranza. Noi possiamo perdere tutto qua in questa terra e avere tanti dolori e delusioni. E perché noi siamo ancora con la testa pensando in accumulare le cose in questa terra? Perché? Perché dove è il tuo tesoro sarà lì anche il tuo cuore. Perché? Perché noi pensiamo soltanto a noi accumulare per noi? Perché? E Gesù ci sta dando na strada. Non fatevi tesoro in questa terra. Fatevi tesoro in cielo. Non fate qua. Fate di là.
Perciò è lì che io devo cominciare a vedere quello che Gesù sta insegnando. Fatevi tesoro sì, ma in cielo. Apocalisse 22, 12. Ecco, io vengo quando? Quando che verrà Gesù? Próximo martedì c'è il corso del pastore Sandro qua, su Apocalisse, no? Ok? Apocalisse 22, 12 dice così: ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa. Che cosa farà Gesù? Da dare a ciascuno secondo le sue opere. In portoghese c'è una parola che dice galardão. In italiano ricompensa. Tu credi in questa ricompensa in cielo? E perché tu non stai accumulando tesouro in cielo? Noi vogliamo la ricompensa in cielo, ma noi non vogliamo lavorare, avere fatica per avere questa ricompensa in cielo. La ricompensa in cielo non è io sdraiato qua, pensando, criando tesouro in terra e dopo, ok, avrò la mia ricompensa in cielo. No. O testo dice la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo il suo riposo, il suo dormire, il suo niente, le sue opere. La mia ricompensa in cielo. Esiste una promessa. E tante volte noi preferiamo avere una promessa di un direttore di banca, la promessa di un agente di assicurazione, perché in questa terra avrà questo, comincia a risparmiare. Tante volte noi preferiamo credere in un uomo per una ricompensa in terra e non crediamo in una promessa di Dio, in una ricompensa in cielo. 1 Corinzi 15, 58, perciò, fratelli miei carissimi, state? In quale modo devo stare? Saldi, incrollabili, sempre. Che cosa dice? Abbondante dove? Nell'opera do Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana no Signore. La vostra fatica non è vana. E o Signore sta preparando una ricompensa in cielo per te. Ma io lo so che per avere questa ricompensa io devo fare che cosa? Lavorare. Devo avere fatica. Eu devo servire. É lì che comincia a arrivare il mio tesoro. Perciò o quanto è importante essere saggio e investire dove c'è una ricompensa. Noi vogliamo essere saggio e investire dove possano darmi più soldi, più tesoro in terra. Ah, adesso eu posso fare qua e vedere questo modo qua, eu posso avere più soldi nel futuro. È inganno. I ladri ci sono. E tu já hai vissuto questa esperienza? Io sì. Quanto abbiamo perso di quello che abbiamo risparmiato qua in terra? E ancora abbiamo la nostra testadaggine di pensare di creare qua il nostro tesoro. La mia ricompensa è in cielo e per le opere che faccio qua. Perciò io faccio la opera qua sapendo che avrò una ricompensa eterna, non è dagli uomini. Tante volte noi cominciamo a accumulare tesori in terra e noi vogliamo essere riconosciuti per quello che noi facciamo in terra. Conosce qualcuno che comincia a servire in chiesa e dopo vuole essere riconosciuto o no? Mai mi hanno dato una parola di ringraziamento, mai mi hanno ringraziato per quello che ho fatto nella chiesa. Questa chiesa mai dice qualcosa di quello che io ho fatto. Se tu vuoi qua o ringraziamento, tu non avrai in cielo. Scegli tu. Ah, o pastore mai mi ha detto un ringraziamento per quello che ho fatto. Io non dirò proprio. Forse dirò grazie per quello che tu hai fatto, bello vedere il tuo lavoro. Ma io vorrei che tu stia creando un tesoro dove? E quando io sto facendo qualcosa qua non è per gli uomini, è per Dio. Perché se sto aspettando il ringraziamento degli uomini, sto creando un tesoro in terra. Ma se io sto facendo qua in terra, ma sto facendo per il Signore, non importa se mi diranno un grazie, perché è per il Signore in cielo, nel futuro. Se tu hai fatto qualcosa questa mattina, se tu hai fatto qualcosa questa settimana, aspettando un ringraziamento degli uomini,
la tua mentalità è completamente fuori dei principi di Dio. Tu non riesci a capire ancora il senso della parola del Signore, dell'insegnamento di Gesù e quello che Gesù sta dicendo a te. Quello che noi facciamo qua è per il Signore. Quello che noi facciamo qua è per glorificare il Signore. E noi sappiamo che c'è una ricompensa perché il Signore è il garante di questa ricompensa. E è in cielo. Come sarà? Non lo so. Ma l'unica cosa che io lo so è che ci sarà. Sarà una ricompensa per quello che abbiamo fatto qua, per le nostre opere. Perciò noi dobbiamo avere fatica per la opera che facciamo per il Signore qua in terra. Matteo 6, 1-2. Guardatevi dal praticare la vostra dove? Davanti agli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina o non fa suonare la tromba davanti a te, come fanno lì? Olha che cosa ho fatto, avete visto? Opera mia. Ho sistemato questo, ho fatto questo, opera mia. Oh, venite qua, adorate a me. Tanta gente è così. Tanta gente è così. Stanno sprecando la ricchezza di avere e creare un tesoro in cielo. Quando tu fai una opera, Signore, non fa suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio. No. Che cosa tu preferisci? Che cosa tu preferisci? La gloria qua in terra o la ricompensa in cielo? La gloria umana qua in terra o un tesoro in cielo? La decisione è nostra. Perciò io devo essere maturo e creare nella mia vita una mentalità come Cristo mi sta insegnando. Noi siamo creati per fare le buone opere. Sì. Noi dobbiamo fare le buone opere? Sì. È responsabilità nostra? Sì. E la Bibbia dice tutto quello che tu vedi con i tuoi occhi, la tua mano deve fare. Tu hai visto qualche situazione questa mattina qua? Se tu hai visto, la responsabilità è tua. Comincia a fare. Per creare ricompensa in cielo. Tesoro in cielo. Servire e non aspettare la ricompensa in terra. Servire e non aspettare le lodi degli uomini. Servire e non aspettare l'abbraccio degli uomini. Servire al Signore. È questo tesoro che Gesù mi insegna. Non dimenticare che gli uomini sono ingiusti. Non dimenticare che quello che facciamo qua non avremo una ricompensa giusta in terra, ma non dimenticare che sto facendo qua per il Signore e arriverà un momento di questa ricchezza. Come ho detto questa mattina, quando sono andato a predicare in quella chiesa, proprio in campagna, in un luogo sperduto, la chiesa era piena e ho visto la gente là e loro hanno detto, è per la prima volta che noi abbiamo in mezzo a noi un missionario. Oh. E loro hanno fatto là una grigliata e hanno fatto una festa e io pensavo, Dio, era una grande gioia di quella gente che stavano servindo al Signore. C'erano 5 chitarre che suonavano in quel culto. 5 chitarre. E c'era una armonica. C'era un ragazzo nella tastiera. E ho pensato, che bellissimo vedere proprio questa gente adorando il Signore. Io penso che il loro cuore era servire il Signore. Era una grande gioia. E mi hanno dato quasi 2 ore per predicare. Posso andare oggi fino alla luna di pomeriggio? Qua. Carissimi, o quanto noi dobbiamo imparare con la semplicità di questa gente. O quanto dobbiamo imparare con la gente che fa questo con cuore al Signore. Noi criamo la nostra mentalità comoda, la nostra mentalità un po' così, e stiamo perdendo la ricchezza della fede no nostro Signore. Noi dobbiamo creare tesoro in cielo, per frutto eterno. E tesoro in cielo è eterno. Tesoro in questa terra scade e finisce un tempo.
Perciò quando noi cominciamo a creare un tesoro, quando cominciamo a fare un investimento, a prima cosa che noi facciamo è evitare grandi rischi. Eu não posso prendere 10.000 euro e rischiare troppo. Eu não posso prendere 500 euro e rischiare troppo. Eu devo evitar i rischi. E dove è la garanzia? In spagnolo c'è un'espressione, la garanzia sono io. Ossia, la garanzia è Dio del tesoro in cielo. Il garante in questa terra sono gli uomini, ma il garante in cielo è Dio. E qua dimostra dov'è la mia fede. La mia fede deve essere collegata dove sto inserendo il mio tesouro, il mio cuore. Quando pensiamo in fare investimento, la cosa più importante è vedere dove è la sicurezza. Quando eu comincio a investire la mia vita, i miei doni, i talenti, eu devo investire dove c'è sicurezza. E la mia sicurezza dov'è? Dimostra se è nel Signore. Cominci a servire se è nel Signore. Cominci a creare tesori in cielo se è nel Signore. O consiglio di Gesù è questo per l'eternità, non è un consiglio per questa terra. Gesù voleva insegnare un principio di tesoro eterno che non sarà mai logorato, mai consumato, che non finirà mai. É questo tesouro que Jesus estava ensinando. Comincia a creare tesoro in cielo. É qui la sicurezza, è la promessa di Dio. Se io credo nella promessa di Dio, sono pronto a servire il Signore. Non c'è tempo difficile, non c'è un orario difficile, non importa l'orario. Tante volte una coisa che mi colpisce nella chiesa è quando la gente, non sono di turno, non vengo in chiesa oggi. Che immaturità è questa? La prima coisa che devi fare è convertirti. Perché se io non sono di turno e vengo in chiesa, tu non serve neanche a venire quando sei di turno. Io sono in chiesa per adorare mio Dio che mi ha creato, mi ha salvato, mi ha dato la vita eterna. Io sono in chiesa per adorare mio Dio con i fratelli e sorelle che hanno la stessa fede con me. Io sono in chiesa per avere una vita di gioia con il nostro Dio e cantare e lodare Dio, non importa i canti, non importa la persona che predica, non importa. Io sono in chiesa perché io riconosco questo grande Dio nella mia storia. Ma tante volte io vengo soltanto perché c'è un obbligo. Tu non hai capito niente della fede. Non hai capito niente di un tesoro in cielo. La tua mentalità ancora sono le cose della terra. E questo finirà. Fate tesoro in cielo. Là non sarà distrutto. Là non sarà finito. La ricompensa è eterna. E il Signore è il garante. La ricompensa è eterna. E è una ricompensa che non finirà mai. La mia mentalità deve cercare le cose di lassù. Perché un tesoro in cielo dura in eterno. Io non perderò mai. Eu devo avere la visione eterna dell'eternità per capire questo e investire la mia vita e mi sforzo in questo. Altrimenti la nostra vita sarà in perdita. Altrimenti è un funerale della nostra fede. Fatevi tesoro in cielo e non sulla terra. È il consiglio di Gesù, ma la decisione è nostra. E è interessante che questo testo è collegato con l'altro brano, che è Matteo 6,24. Nessuno può servire due? Non possiamo servire due padroni. Perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mamona. Tante volte noi abbiamo aquela capacità unica. Ok, pastore, eu estou criando o meu tesouro em cielo. Mas ao stesso tempo estou criando o meu tesouro em terra. Não funciona. Não funciona. Interessante que Jesus dice qual il Dio Mamona, com la D minúscula. É o Dio dell'inganno, dell'illusione. È il Dio dei soldi. Non possiamo fare tutti e due insieme. O uno o l'altro. Eu não posso amare tutti e due insieme. Ou eu amo uno e odio l'altro. É questo che Gesù stava insegnando. Perciò noi non possiamo creare due tesori.
Nós não possiamo inserir o nosso tempo, nós não possiamo inserir le nostre risorse, nós não possiamo inserir i nostri doni e talenti in questi due tesori. Eu devo scegliere quale che io devo inserire. Chi prende cura della tua vita? Dio. Mi piace tanto fare questa domanda a una persona più grande di me. Perché? Perché questa persona ha già vissuto molto più di me e se Dio ha preso cura di questa persona più tempo di me, prenderà cura di me ancora in questo tempo. Tante volte fare questa domanda a un ragazzo, un giovane è molto più semplice, ma fare questa domanda a una persona che ha più di 60-70 anni, la risposta è molto più profonda. Chi ha preso cura di te nella tua vita? Signore. Chi prenderà cura di te domani? Chi prenderà cura di te fra 20 anni? Signore. Il Signore non ti abbandona mai. Il Signore non ti lascerà mai. É su di Lui che io devo investire il mio tempo, è su di Lui che io devo investire le mie risorse, è su di Lui che io devo investire i miei talenti, è su di Lui che io devo investire i miei doni, è su di Lui. É lì, é in Lui, il mio tesoro in cielo. Io non posso dividere questa storia. La vita con Dio, il nostro rapporto con Dio è basato sulla nostra fedeltà con Dio in ogni momento. Quando noi cominciamo a dare le priorità alle altre cose, nós stiamo dicendo, il mio tesoro sto investendo sulle altre cose. E nós stiamo sprecando la nostra vita. Abbiamo parlato di fede sincera. I tuoi figli vogliono vedere dove è la tua priorità. I tuoi figli vogliono vedere dove tu stai inserendo il tuo tesoro. E quando loro percepiscono, loro cominciano a investire il loro tesoro dove tu stai investendo il tuo tesoro. La fede sincera è una dimostrazione di vita, di stile di vita. La vita con Dio, il nostro rapporto con Dio è dimostrato con le azioni, con le nostre opere. O noi apparteniamo a Dio o non apparteniamo a Dio. O noi abbiamo fiducia in Dio o non abbiamo fiducia in Dio. Sono i nostri atti che dimostrano questo. Gesù ci insegna il principio di priorità. Fate-te tesoro in cielo. Lá non sarà distrutto mai. Non fatevi tesoro in terra, perché lì tu perderai tante cose. E dopo viene la delusione, la tristezza. E quante persone hanno tolto la vita perché hanno perso soldi? Noi conosciamo, noi sappiamo. Questo periodo in Brasília sono stato con una persona che una crisi, tanto soldi, e una situazione molto delicata. Che cosa lui ha detto 2 o 3 volte a me? Ho deciso, parola presente, di togliere la mia vita. E lui mi ha detto una frase, ieri ho preso la macchina per andare in strada e prendere la macchina e andare davanti a un tir. Aveva deciso questo. Ha soldi? Sì. Ha investito il suo tesoro in terra? Sì. Ma un fatto ha fatto perdere praticamente tutto. E che qual è stata la sua decisione? Togliere la sua vita. Prendo la macchina e vado in strada a uccidermi. È un grande inganno, è la grande illusione. E noi tante volte pensiamo che una persona che sta bene economicamente ha una vita in pace. Non ha. Non ha. Sono stato con questa persona e ho percepito. Non ha. La nostra sicurezza è in Dio. E perciò che Gesù stava dicendo, fatevi tesoro in cielo, non fatevi sulla terra. Quando la motivazione, la priorità e la tua passione sono in questo tesoro in cielo, tu ti sentirai soddisfatto nel Signore. Quando la tua passione, la tua soddisfazione, il tuo desiderio è creare tesoro in terra, tu sarai una persona delusa sempre e sempre triste. Una persona che sta creando tesoro in cielo è contenta, è soddisfatta e è felice. Gesù ha lasciato questa storia. Non fatevi tesoro in terra, fatevi tesoro in cielo. Qua non c'è garanzia, qua io sono garante. La decisione è mia. Dove sto investendo il mio tempo?
Dove sto investendo i miei doni e talenti? Che cosa sto insegnando ai miei figli, alla futura generazione? Che cosa sto vivendo oggi? Sono tesori. Preghiamo. Tutti noi stiamo creando tesoro. Tutti noi. Dove tu stai creando il tuo tesoro? In una illusione? O in un luogo di garanzia? Dove tu investi il tuo tempo? Tante volte nella teoria noi diciamo è in Dio. Ma se eu comincio a misurare il mio tempo, io percepisco di no. Tante volte diciamo che è in Dio, ma se eu comincio a vedere le mie decisioni dove sono basate. Tante volte diciamo che è in Dio, ma le mie risorse, i miei talenti, tutti i doni, i talenti che Dio mi ha regalato, che cosa sto usando? In quale modo? Priorità è priorità. Responsabilità è responsabilità. Nosso Padre, Tu ci hai lasciato un consiglio molto semplice. Gesù è stato molto chiaro e in modo semplice ha detto: non fatevi tesori in terra, perché le conseguenze si perderà. Fatevi tesori in cielo. Lì c'è il garante che è Dio. C'è una parola. C'è un'eternità. Siamo chiamati a fare le buone opere. Nessuno deve sapere quello che faccio. Essi sanno, io sto facendo per il Signore. Quando comincio a pensare nell'eternità, io vivrò in questa terra, non lo so, 60, 70, 80, 90 anni, non lo so. Ma questa età qua non serve niente davanti a una eternità, dove lì io sarò per sempre. È lì che avrò una ricompensa. E la ricompensa che la promessa di Gesù è basata sulle opere che faccio qua in questa terra. Viviamo qua e stiamo ancora qua per fare le opere, per fare un tesoro in cielo. Nosso Padre, quanto noi siamo attratti dall'inganno, quanto siamo attratti dalle cose che i nostri occhi vedono. Ma quello che tu ci insegna è essere attratti da una fede, da una speranza, dalla tua parola, di una certezza che tu hai rivelato. Tu ci hai chiamato, Padre, a fare, a agire, alle responsabilità e alle priorità. Avere una motivazione in te. Io ti ringrazio, Padre, perché tu hai rivelato nel mio cuore, nei nostri cuori, la tua priorità. Noi non possiamo servire a due signori. Noi non possiamo servire a due padroni. Noi soltanto possiamo servire a uno. E servire significa una scelta, una priorità, una dimostrazione chiara di un stile di vita.
questa mia responsabilità nella opera tua, io non posso mai cambiare. Non posso negoziare questo. Nostro Padre, io prego per me, io prego per la tua Chiesa qua presente. Una Chiesa di responsabilità, di priorità in te, dove ciascuno qua, oh Padre, possa desiderare con tutto il cuore di servire a te come un privilegio, come un'opportunità di vita. Fatevi tesoro in cielo, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Fatevi tesoro in... La decisione è nostra. È la nostra. O bello che sempre dopo un messaggio Dio ti dà l'opportunità di decidere. Amém, Chiesa? E l'opportunità di decidere adesso la nostra responsabilità nell'opera missionaria, aiutare i nostri bambini in Venezuela, aiutare le persone in Siria che soffrono e a servire ao nostro Dio qua nella nostra comunità, con le offerte e con le decime. Facciamo questo con gioia? Só 3 persone faranno con gioia e le altre con tristezza? Facciamo questo con gioia? Amém? Cantiamo, adoriamo il nostro Dio. Possiamo stare in piedi e possiamo fare questo momento di offerta. Ok? E possiamo fare questo con gioia e con allegria. Possiamo stare in piedi? Quale cantico? E ogni tempo loderò al Signore, e ogni tempo farò questo servizio al Signore. Cantiamo e adoriamo.
per le mamme. E quanto è prezioso vedere che c'era una persona nella nostra storia. Ho perso la mia mamma quando avevo 14 anni. Adesso sono 44 anni. Ma quanto è prezioso sapere che c'era qualcuno che in quei 14 anni ha preso cura di me. Se tu sei figlio, pensa nella tua mamma adesso. Ti avvicina a lei. Tu come figlio o figlia, ti avvicina alla tua mamma adesso e abbraccia, ok? È un momento unico, sente la tua mamma. Se lei è qua presente, per favore, fa questo. Perché è una persona che fa sforzo per te, per prendere cura della tua vita. Ringraziamento è una cosa che noi stiamo perdendo. Ringraziamento è una cosa che noi stiamo perdendo nella storia, perché pensiamo troppo in noi e non per una persona che prega, che fa tante cose per noi. Una persona che si alza al mattino e fa tante cose per noi. È una mamma. Preghiamo. Nostro Padre, è un giorno che vogliamo ricordare. Ma o quanto è prezioso sapere, oh Padre, che tutti i giorni noi dobbiamo ricordare di una persona che fa tanto per noi. Una mamma. Una persona che ha inserito una storia nella nostra vita. Tante volte come figli, oh Padre, noi non riusciamo a vedere quello che lei fa in silenzio per noi. Tante volte come figli non riusciamo a distinguere il suo sacrificio, il suo amore per noi. Un giorno come oggi, oh Padre, tante volte basta una parola per portare un po' di gioia. Basta un abbraccio per sollevare un cuore. Ma che questo non sia soltanto oggi, oh Padre, che sia anche ogni giorno della nostra vita. Arrivare e dire grazie. Arrivare e dire tu sei una mamma stupenda. Arrivare e dire tu sei l'unica. Arrivare e dire che tu sei la mamma scelta da Dio per me. Quante volte noi perdiamo questo. E non è perché c'è un'assenza per me oggi che io devo ringraziare. Dobbiamo ringraziare sempre con la presenza. Ti ringrazio, Dio, perché tu hai dato a me una mamma. E ringrazio a Dio per tante mamme che sono qua oggi in questo culto, che stanno a casa questa mattina, che tu possa benedire, dare a loro saggezza. E come abbiamo predicato questa mattina, che loro possano continuare a creare tesoro in cielo. Che il loro agire, oh Padre, sia sempre una testimonianza di una fede sincera. Benedici ogni mamma, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che Dio vi benedica. E oggi il pranzo, la cena è con i vostri figli, va bene? Sì? Ok. Li avvisi? C'è il corso Apocalisse prossimo martedì? Ci siamo? Martedì 10 c'è il terzo incontro sullo studio dell'Apocalisse. Erano previsti 2 incontri, ma l'argomento naturalmente è stato così ricco e così ci sono state tante domande, tanti interventi, abbiamo aggiunto un altro incontro. E il pastore vuole far sapere che per chi non è potuto venire martedì, l'ultimo incontro che abbiamo fatto, lui farà un ripasso martedì prossimo, e quindi anche se qualcuno è mancato non è un problema. Vi aspettiamo. Grazie. Va bene? Non dimenticare, incontro di preghiera continua, ok? Incontro di studi biblici continua, e tutti i nostri incontri sono ok. Se tu non fai parte, cerca un responsabile, pastore, ok? Per stare presente a questo incontro. È molto prezioso. Questo periodo stavo leggendo sull'importanza della preghiera, o quanto è bello vedere, o quanto Dio trasforma, o quanto Dio agisce quando c'è una preghiera sincera, e che possiamo condividere e vivere questa esperienza. Pietro, vieni qua. Oggi sta arrivando a
50 più 10. 60 anni. E lui ha detto che offre il pranzo oggi a tutta la chiesa, ok? 60 anni, non so. Ok, una persona preziosa per tu. Preghiamo per Pietro, ok? E è bello vedere qua quello che Dio fa nella sua vita. Volevo dire una cosa, che prima di tutto bisogna confidare in Dio e poi Dio ti dà tutto il resto, ti dà soldi, ti dà tutto quanto, quello che tu hai bisogno, però i soldi non sono importanti prima confidare in Lui e sapere che Lui vengono tutte le cose. Amen. Amém. Nosso Padre, grazie. Grazie alla vita di Pietro. Grazie, Padre, perché sei stato tu a creare questa vita. E questa vita è tua. Continua a benedirlo, fortificare, Padre, a lavorare in questa vita al tuo modo. E che lui possa sempre essere consacrato a te. Io ti ringrazio per questa vita, Padre, e noi anche come Chiesa ringraziamo per il suo impegno, per la sua responsabilità, per il suo amore nella opera tua. Grazie quanto è bello vedere lui ogni mattina in quell'incontro di preghiera, vedere ogni giovedì qua in incontro di preghiera, vederlo, Padre, in ogni incontro partecipando, ogni studi biblici, vedere la sua responsabilità nella tua opera e che lui possa sempre continuare a creare tesori in cielo. Questa vita è tua, Padre. Grazie e benedici nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amen. Dio ti benedica, Pietro. Ok. Penso che sono questi. Ci vediamo. Dio vi benedica. Ciao. Quando? Prossimo sabato alle 20 qua incontro di coppia, ok? Alle 20 per tutte le coppie qua della chiesa. Ok. Buona domenica.